Parole che parlano d'arte o ci provano la bellezza dell'arte contemporanea, dove spesso è lecita ogni interpretazione, colori, suoni. Alla Biennale si parla d'arte, certo, tutti fotografano l'arte, la performance diventa arte. Il tapis roulant è su un carro armato ribaltato, c'è il professore che diventa spettatore artista ai Tech Man. Il titolo è un inno alla curiosità. Che cos'è? Cosa fa? Cosa vede quel signore, no? Tutto quasi come visto da una lente che trasforma, deforma, abbellisce pure. Il bar è psicadelico, il picnic sul prato è sempre un must. We are the Krasnar's Anonymous Art Group from Poland. Capelli biondi e occhiali, passamontagna colorati, dalla Polonia gli artisti anonimi contro il sistema arte. Lo stereotipo voluto rompe la consuetudine. Non solo arte, anche questa è biennale. Ci sembra giusto che il padiglione spagnolo in qualche modo rifletta, è una cosa che dobbiamo parlare con lei, sì, quello che sta accadendo in Spagna. Ci sono gli indignados, mentre poco prima uno striscione enorme referendum aveva trovato spazio durante la cerimonia d'apertura e davanti ai giardini sfila una barca a vela contro il nucleare. Molti artisti bravi sono rimasti insomma, nel proprio territorio, ma questo non vuol dire che non bisogna fare lo stesso gli artisti. Artisti italiani e non, più o meno famosi. Stavo aspettando di dare una mail. Una mail importantissima. Abbastanza. Segretissima. Chi manda mail, chi legge, chi si riposa, chi mangia. Questo è il box lunch. Per chi non vuole lasciare il portafoglio nei ristoranti, 7 euro, acqua, panino e anche naturalmente un frutto italiano. Quella è la sezione del vegetariano, non mi è rimasto praticamente nulla. Una delle mostre più belle del mondo.